in collaborazione con La filiera delle rose, oggi parleremo di questo e siamo andati in Bulgaria, siamo andati appunto nella Vallata delle Rose, una vasta area a ridosso dei Balcani dove si coltivano rose in funzione della produzione di olio essenziale. Pensate che qua in questo territorio viene prodotto l'85% dell'olio essenziale di tutto il mondo. Questa è una regione particolare, siamo andati a Panagiuriste, una piccola città a circa un centinaio di chilometri da Sofia ed è un'area molto produttiva per questo tipo di coltivazione. Abbiamo anche incontrato un'azienda familiare, un'azienda biologica che produce, ma soprattutto anche una distilleria sempre condotta dalla famiglia dove producono oli essenziali che vengono commercializzati in tutta Europa. Dalle begonie ai fiori di vetro, passando per i gerani, i garofani, le rose, le viole, le bocche di leone e le fucsie. Oggi parliamo di fiori particolari però, fiori coltivati per essere commestibili. Mi trovo nella Vallata delle Rose, sono in Bulgaria, la località è Panagiuriste. Questa vallata, Rozova Dolina, così si dice in bulgaro, è una grande vallata che a ridosso dei Balcani, siamo a circa 100 km da Sofia, quindi la località è Panagiuriste. Qui si producono rose da cui viene distillato un olio che per l'85% va in tutto il mondo. È la più grande produttrice di olio olio essenziale che viene utilizzato nella cosmesi. Bene, siamo venuti a trovare una famiglia che da tempo si occupa di questa attività. L'azienda biologica, l'azienda è di Ina, che è il diminutivo di Vaselina, che ha dato vita a questa azienda con le figlie Elena e Maria. Bene, con loro facciamo una chiacchierata perché vogliamo sapere tutto di quello che si fa in questa azienda soprattutto, ma com'è il processo di trasformazione, di lavorazione di queste rose che vengono raccolte a mano rigorosamente. Vedete i raccoglitori che stanno raccogliendo le rose, si fa questa operazione al mattino molto presto perché deve essere, diciamo, raccolta in un momento particolare. Bene, Ina ha dato vita, dicevo prima, a questa azienda, un'azienda che nasce nel 1999. Quando è nata e come è nata questa azienda? Abbiamo iniziato la nostra attività agricola 24 anni fa, quando ci sono stati restituiti i nostri terreni di famiglia. Da allora abbiamo iniziato a coltivare con diverse produzioni. Per noi era un lavoro nuovo e dovevamo capire che tipo di coltivazioni potevano crescere qui. E abbiamo scoperto che la coltura delle rose oleose era coltivata in queste aree da diversi anni. Quindi abbiamo deciso di iniziare con queste coltivazioni, perché ci sono le condizioni favorevoli. Bene, quali sono le caratteristiche e la superficie dell'area coltivata e le principali essenze? Come puoi vedere, siamo situati in una regione montuosa. Ecco, il terreno è molto povero e non è adatto per l'agricoltura intensiva e industriale. Ma questo terreno, queste condizioni sono perfette per le piante aromatiche, per le colture oleose essenziali, perché sono resistenti a queste dure condizioni, ma ne esce una qualità molto buona. Vedete nel frattempo che ci sono i raccoglitori che stanno raccogliendo le rose e quindi è un'operazione che viene fatta assolutamente manuale. Quali sono le principali varietà di rose coltivate in Bulgaria?
La principale varietà che viene coltivata è la rosa damascena. È l'unica varietà da cui si ottiene un olio essenziale. E quali sono le principali operazioni che vengono fatte nel roseto durante l'anno? La rosa è molto delicata e coltivarla è molto difficile. Deve essere curata tutto l'anno. Anche se il periodo di raccolta delle rose si svolge durante il mese di maggio, deve essere curato tutto l'anno, affinché questa cresca bene per garantire il massimo della qualità. Un aspetto importante è che siamo completamente una fattoria biologica. Dobbiamo tagliare le rose alla base ogni 5-6 anni, perché è l'unico modo per proteggerle dagli insetti che depositano uova all'interno degli steli di rosa. Quindi da quel momento, dopo averle tagliate, le rose hanno bisogno di circa 2-3 anni per tornare a produrre fiori. Quindi l'operazione si ripete ogni 5-6 anni. E la raccolta inizia a maggio e si conclude generalmente a giugno? Esatto, inizia dalla metà di maggio e si conclude a metà giugno. Ma quest'anno è stato molto caldo alla fine del mese di marzo. Ad aprile sono iniziate le prime fioriture. Quindi avete molti raccoglitori qua. Quanti chilogrammi possono raccogliere in una mattinata, in media? In media ogni lavoratore può raccogliere a mano intorno ai 5-6 kg all'ora, quindi circa 30-50 kg al giorno, a seconda delle condizioni climatiche. Elena, qual è il momento migliore per raccogliere le rose? Le rose vengono raccolte presto al mattino. Questo perché durante la notte fa più freddo e l'olio si concentra sui petali. Quindi al mattino presto, intorno alle 6, l'olio ha una qualità più alta nel fiore. E poi durante il giorno, quando il sole è alto e fa più caldo, l'olio torna verso il fusto. Quindi di solito le raccogliamo tra le 6 e le 11 del mattino. Ma le raccogliete anche quando piove? Anche se è più freddo, raccogliamo ugualmente durante il giorno e lo facciamo sempre presto, al mattino. Quanti raccoglitori raccolgono le rose in questo momento? In questo momento non così tanti, ma di solito ne abbiamo dai 200 ai 300 durante l'alta stagione. Questo perché le rose possono essere raccolte solo a mano e quindi abbiamo bisogno di più persone in un periodo breve. Ma al di fuori di questo periodo abbiamo 40 lavoratori durante tutto l'anno che svolgono tutte le operazioni culturali in campo. E dimmi Elena, avete difficoltà a trovare lavoratori nel periodo di raccolta delle rose? Beh, direi di no, perché siamo nel settore da lungo tempo. Abbiamo buone relazioni con i nostri dipendenti. Quindi tutti i nostri collaboratori normalmente durante la stagione portano i loro amici, i loro parenti in azienda ad aiutarci nella raccolta. È relativamente più facile per noi. Altre aziende che coltivano rose hanno difficoltà a trovare lavoratori. Ma per noi è più facile, perché vengono anche persone dai villaggi vicini a noi. In futuro ci aspettiamo che diventi sempre più difficile. Ogni anno diventa più difficile. Ma questo è un problema comune in Europa, trovare raccoglitori per raccogliere frutta e verdura. Questo è un problema comune in Europa. Trovare lavoratori per raccogliere frutta e verdura. È positivo che le rose siano la prima coltura dell'anno a essere raccolte. Più tardi, durante l'estate, quando abbiamo frutta, verdure e altri prodotti, la maggior parte dei lavoratori va all'estero e trova altre occupazioni, quindi è più difficile trovarli. Ma durante aprile e maggio loro hanno bisogno di lavorare, quindi è più facile. Bene, quanti ettari di rose hai e quante altre piante avete nella vostra azienda? Abbiamo 50 ettari di rose, 15 di lavanda, 10 di camomilla e 6 ettari di salvia. E questi prodotti vanno tutti alla distilleria? È per la produzione di olio e per l'acqua di rose IGT.
La rosa damascena è indicazione geografica tipica, anche qua però ci sono diverse declinazioni con diversi usi. Qual è la differenza tra queste e altre rose e altri utilizzi nell'industria? La cosa più importante della rosa damascena è che questa è l'unica specie che può essere usata per produrre olio di rosa bulgaro. L'olio di rosa bulgaro è di indicazione geografica protetta e può essere utilizzato solo se l'olio viene prodotto da rosa damascena. Ci sono altre varietà di rose, come la rosa centifoglia, la rosa alba, ma non possono essere utilizzate per l'olio di rosa bulgaro perché non hanno le stesse qualità. La rosa damascena è la più famosa in Bulgaria ed è anche conosciuta come la regina delle rose. La regina delle rose, quindi. Beh, siete produttori biologici, avete difficoltà per esempio con le malattie delle rose, come l'oidio. Cosa usate per proteggere le piante? La rosa è molto difficile e delicata da coltivare e soprattutto quando ci sono problemi non possiamo usare prodotti chimici, fertilizzanti o altro. Così possiamo impiegare solo fertilizzanti organici. Ecco perché dobbiamo tagliare le rose ogni 5-6 anni, così possiamo evitare le malattie. E durante l'anno zappiamo ed eseguiamo potature solo in modo naturale. È molto più difficile, sì, ma questo è l'unico modo. Abbiamo un segreto. Per i nostri campi, durante la luna piena, raccogliamo le ortiche e da queste ortiche otteniamo una pozione speciale. La usiamo per trattare le rose in modo naturale. È un insetticida naturale per sbarazzarsi di alcune malattie e degli insetti che sono dannosi per le rose. Quindi è un modo naturale per allontanare dalle piante gli insetti e proteggere le rose. C'è un modo particolare per raccogliere le rose? Sì, c'è una tecnica speciale, ve la mostro. Prendi la rosa e la stringi con le dita così. In questo modo vengono via solo i petali e l'intero fiore. Raccogliete rose nello stesso campo tutti i giorni o intervallate? Nel pieno della stagione raccogliamo ogni giorno, ma alla fine della stagione ogni 2 o 3 giorni.